Amici bellini, approfondimento su Matt Rizzetta, visto che è uscito allo scoperto parlando a Bloomberg e si parla nello specifico, insomma, di quella che è il suo interessamento a comprare il Napoli, ma a comprare in generale Napoli, il Napoli brand, questo è quello che va nel titolo, perché c'è una visione internazionale molto più ampia quando si inserisce dentro la sua esperienza col Napoli Basket, i confronti con l'NBA, insomma, vi porto Guido perché su certe cose volevo anche la sua esperienza e una visione anche un po' più a 360 gradi di quella che è la situazione. Ma secondo voi De Laurentiis poi glielo vende il Napoli? Cominciamo. Amici bellini, vi riporto Guido sul canale, anche perché non abbiamo avuto modo di salutarci per bene a fine stagione e la giornata impone di parlare un po' di cronaca, visto che si parla di Matt Rizzetta e dobbiamo capire di cosa si tratta. Poi Guido, a fine registrazione, insomma a fine chiacchierata, ti chiedo anche un paio di cose su Allegri, perché riguarda comunque il nostro futuro. Come stai? Bene, non mi lamento mai io. Ti chiedo, allora, Matt Rizzetta, io parto con un mea culpa, tra virgolette, nel senso che io sono sempre diffidente quando escono notizie riguardo una possibile acquisizione del Napoli, perché di solito queste cose si fanno e non escono mediaticamente. Invece adesso c'è anche un podcast su Bloomberg. Tu hai fatto un approfondimento e mi hai detto ci sono delle cose in pentola, cosa sappiamo? Innanzitutto ti ringrazio, saluto tutte le amiche bellini, amici bellini, qualunque passante. Non dovrei dire questa cosa, in realtà io non avevo ascoltato questo podcast, me l'ha suggerito Valerio, l'ho ascoltato e innanzitutto devo dire un inglese di una piacevolezza incredibile, questa è una notazione puramente qualitativa che giustamente può non interessare a nessuno, ma noi siamo abituati anche a un certo personaggio che proloca in due lingue e non si capisce nulla, senza fare nomi. Metto in sovraimpressione un messaggio che ho mandato agli amici bellini senza manco dirlo. No, ma veramente è un inglese molto piacevole, con un ritmo pazzesco. Si vede che sono personalità che comunque fanno affari ad alto livello. Che cosa vuoi sapere di così? Certo, l'ho ascoltato e nel generico, come giusto che sia, anche perché ci sono situazioni che debbano essere mantenute col massimo riservo, però ha espresso quei concetti che un po' noi nel tuo canale diciamo da tempo. Uno di questi è una effettiva vera internalizzazione del club e non solo del Napoli, e parto subito da un concetto interessante, poi non so, è veramente la chiacchierata a braccio. Una cosa che raramente avevo sentito quando noi abbiamo avuto queste acquisizioni in Italia. Abbiamo varie società ormai americane o estere che detengono la proprietà, poi lì dobbiamo fare un giro come fa il report, bisogna vedere chi è effettivamente il vero proprietario, ma lì andiamo in un altro discorso che lasciamo a loro, che è stato quello del fallimento. A prescindere dal rischio, introduce un concetto molto interessante, quello di moltiplicatori. Mettete un asterisco, poi analizziamo, perché Valerio so che poi vorrai parlare del valore del club. Ha detto che è molto importante per le società di calcio in Italia non sottovalutare, perché l'aspetto prioritario, il valore non economico, emotivo, viscerale che una comunità ha col suo territorio, con la sua squadra. Se tu sottovaluti questo aspetto, vai dritto, lui dice, verso il fallimento, a prescindere dagli investimenti eccetera, perché è prioritario. Questo è un concetto che mi è piaciuto molto. Poi ovvio, ha detto, tu devi avere tutta una serie di professionalità, certo, in grado di, non solo una visione. Lui ha detto, io ho avuto una visione nella vita perché ho intrapreso questo mestiere per passione nello sport, non con quell'idea di acquistare un marchio, tenerlo 5 anni e averlo portato da X a Y come valore e venderlo perché è un plus valore, come possono fare i fondi. Però non avendo determinate competenze mi sono dovuto poi strutturare per avere tutta una serie di professionalità a fianco a me che invece hanno competenze finanziarie, eccetera. Quindi il primo concetto è stato questo, quello che è fondamentale per una certa cultura, avere in mente sempre questo. Il secondo concetto che ha espresso, questo è stato sempre il mio cavallo di battaglia e l'ha espresso con grande sincerità, signorilità, ma senza neanche retorica. Noi sprechiamo un marchio enorme che è quello di Maradona.
E qui c'è una cosa che mi ha letteralmente commosso, ti devo dire, Valerio. E vi ricordo che io vi confidai una cosa intima che riguarda la mia famiglia quando mio fratello, che non si interessa di calcio perché è un genio, accompagnò uno dei più grandi penalisti europei, che è spagnolo, in giro per Napoli, e questo professore disse, quasi scusandosi con mio fratello, a Maradona non ha lasciato una spiritualità a Madrid, quasi, no, però lui volle andare, il professore, a vedere il santuario, chiamiamolo così, Largo Maradona, perché sentiva questa esigenza, penso un po', no? Ecco, in questa chiacchierata, il podcast molto professionale, bravissima la giornalista, proprio Meraviglioso, sì. ma ad avercene, non che noi non abbiamo quelle brave, perché abbiamo, io penso Giulia Mizzoni, per me è bravissima per fare un nome. E lui ha detto: io sono una persona molto spirituale, ma ci sei stato a Napoli? No, ci devi stare, a parte la pizza, la sfogliatella, eccetera. A Napoli tu hai Gesù e Maradona e non sai chi è più importante, perché Maradona scorre nel sangue e nelle vene di questa città. È un'immagine bellissima che ha dato. Poi ha detto: è un marchio che fattura 1 miliardo e meno, non mi ricordo quanto ha detto, e il 98% è sprecato. E anche ha detto: io ho un ottimo rapporto con Diego Junior, e qua ci fermiamo perché già ha introdotto un sacco di argomenti, casomai confusi, e invece incominciamo ad analizzarlo uno a uno a uno, per dirti già 2 pilastri di questa Sì. conversazione sono estremamente interessanti. Poi andiamo nello specifico. Sprecato perché a nero, per essere insomma ancora più Non preciso. solo, ha fatto capire anche altre cose, non Eh. solo per l'aspetto finanziario, perché ha detto effettivamente ha colto questo aspetto. Vi citavo questo episodio, è capitato a mio fratello che mi rimprovererà l'aspetto proprio spirituale, che è quasi pericoloso dire una cosa del genere, no? Perché qualcuno potrebbe accusarci di confondere il sacro e il profano, però devi essere napoletano. Mi sembra che Serra, quando è morto Maradona, disse: se fossi napoletano piangerei insomma, un mese intero. Ho detto: io piango una settimana, però capisco che per un napoletano piangi un mese intero. Solo chi è napoletano e ha vissuto quel momento può capire questo legame particolare. Io non voglio neanche definirlo, qualcuno potrebbe dirlo anche esagerato, malsano, l'ho detto, però veramente unico. Guido, facendo anche un minimo recap, perché noi diamo sempre per scontato che tutti conoscono American Graffiti e che tutti sanno tutto di tutto, ma Trizzetta, per fare un recap, è il padrone di Brooklyn FC, una squadra di calcio è padrone del Campobasso FC, e poi nel basket ha il Napoli e anche una squadra femminile, la Res Roma 8 ottava, quindi è entrato, parte lui è nato a New Jersey credo, o New York proprio, parte da lì la sua prima company ex North Sixth Agency, e poi sviluppa l'Underdog Global Partner, che è quella che viene tirata in ballo quando si parla di questa offerta. Faccio subito una premessa: l'Underdog Global Partner è una società piccolina. Per fare un esempio infimo, hanno 600 followers su Instagram, per capirci proprio l'entità della cosa. Quando si parla di offerta che va oltre insomma i 2 miliardi di dollari, insomma, o di euro, parliamo di un inserimento della Ariel, che è un fondo di Chicago. Quindi in questo caso la figura di Matt Trizzetta non è il presidente mecenate con i soldi che ti viene a prendere, si prende tutto e poi gestisce lui. In questo caso lui rappresenterebbe quasi un mediatore che vuole inglobare questa situazione del Napoli. Questa è la differenza. Lui fa il discorso sport primario e città primaria. Esatto, poi ci arriva. È perché è la cosa secondo me più interessante, proprio per parlare quelli che sono i fallimenti che poi avvengono in alcune piazze, in alcuni sport. Perché lui sport primario sa che in Italia è il calcio, città primaria sa che in Italia è Napoli, e quindi qua mi viene automatico fare la riflessione, e te la estendo: Napoli messa a confronto con Bari o col Campobasso,
e il Napoli Basket messo al confronto invece con Brooklyn, dove è una città primaria ma non è il calcio in America lo sport primario. Adesso cominciamo piano piano ad andare più nello specifico. Lui è stato molto onesto, ha detto che non è stata la sua prima idea, la prima visione quella del Napoli, e l'ha specificato, ha detto c'è stato un calcolo non solo di accontentare il mio aspetto romantico emotivo della legacy del Campobasso, ovvero, come hai fatto notare tu, mi prendo una squadra di uno sport, lui lo definisce secondario, ma con tutta la nobiltà del caso, il basket, secondario in Italia come in Europa, lo dico, ma di una città che lui considera primaria ormai. Lascio da parte tutti gli sviolinamenti che ha detto nei confronti di Napoli. Lui in questo momento ha detto che è una delle città più belle del mondo, proprio oltre che le potenzialità economiche, culturali, di popolazione, emotive, di legacy, turistica, e la costiera amalfitana, a sue parole, a due Certo. passi. Io me la sono ascoltato tutto in inglese, molto piacevoli. E ha fatto il contrario nel calcio. Mi prendo una squadra secondaria, il Campobasso, però dello sport primario in Europa. Questi non ha detto nulla sul valore, anche se gli è stata fatta la domanda. Lui ha detto che ha incontrato più volte il presidente De Laurentiis, anche qui grandi complimenti per la persona, per la professionalità, per il grande lavoro svolto in questi anni, eccetera, eccetera, per due ragioni. Incominciamo a sfatare, non dico un mito, una cosa. Molto spesso noi abbiamo visto dichiarazioni e valutazioni delle squadre, poi quando sono state vendute, noi abbiamo avuto tutte le squadre a questo punto, tranne la Juventus, il Milan è stato venduto più volte, Roma è inutile fare l'esempio, anche la Certo. Fiorentina, e poi sono state vendute molto meno rispetto a quello che erano i titolari dei giornali, cioè nessuna squadra è stata venuta a 1 miliardo in Italia, neanche il Milan e l'Inter. Allora, da dove nasce questa cifra che volete? Nasce dal nulla, nel senso che noi non abbiamo, potrebbero essere anche 5, nel senso, perché Sì. no? No. Perché per avere o prescindere dall'offerta una cifra dovremmo avere già un passaggio successivo, che è quello effettivamente dell'incontro delle due diligence, dove effettivamente la società acquirente acquisisce nella maniera più capillare e precisa possibile tutto quello che riguarda la società, anche i debiti, perché lui parla di moltiplicatori, di multipli, e il calcolo che è fatto, questa è una cosa molto tecnica finanziaria che ometto perché altrimenti dovrei essere lunghissimo e scontenterei te e il ritmo, però lui lo cita, infatti ha detto l'acquisto del Napoli Basket comunque era calcolato in un certo modo, in realtà in soli 2 anni, a parte l'aspetto sportivo, perché abbiamo mancato i playoff di una sola partita, eccetera, noi per l'aspetto finanziario siamo andati al di là delle più rosee aspettative, perché si fanno questi calcoli. Questo è un fatto molto tecnico, però dobbiamo introdurre anche un altro concetto che noi non possiamo sapere del Napoli. Questa cifra esce dall'equity value o l'enterprise value? Perché sono due cose totalmente diverse, cioè è al netto dei debiti di impresa, perché poi ovviamente abbiamo determinati colleghi, no? Cioè, non abbiamo debiti, no, non è vero, anche il Napoli c'è una cifra, quindi ci sono tutta una serie di valutazioni economiche, finanziarie, i contratti con i fornitori, i contratti televisivi, i contratti dei giocatori, i contratti eventuali immobiliari, no? Tu hai comunque la concessione dello stadio, vedi il casino che sta succedendo a Bari, Certo. dove tra l'altro io non ho mai letto il bando che fece De Caro per la concessione del San Nicola, lì apro e chiudiamo parentesi, per farvi vedere che non è così facile. Tutta questa informazione e già la differenza se enterprise o value fa scaturire una cifra considerata congrua, plausibile, che poi può anche essere non accettata o detto no, mi devi dare di più, però si parte su dati reali, dati che ovviamente in questo momento nessuno ha, perché lui stesso ha detto non siamo arrivati al punto di dover coinvolgere i due dirige. Quindi può essere una cifra sparata da un giornale De Laurentiis su questa cosa qui. Potrebbe valere anche di più. Tra l'altro la giornalista, brevissima, dice sarebbe la cifra più alta. Poi vedi quanto era informato. Sì, 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 certo. Detto, e lei ha chiesto ma vale? E lui dice da un punto di vista della penetrazione commerciale sì, poi ha detto è ovvio che è un rischio, io so che mi sto assumendo questo rischio, e quindi ti fa capire che comunque questa cifra, che lui non conferma, non smentisce, non approfondisce, è altissima, Certo. Fronde, Chiaro. ma non per i trofei, perché uno può dire il Milan ha vinto 7 Champions League, anche quello, porca miseria, perché poi quindi
Prima cosa che possiamo mentire, che è una cifra da film, no? Sì. Diciamo che ha lo stesso valore di Master of the Universe che è uscito in sala, in questo ci andiamo a divertire, però per ora non scaturisce da una valutazione economica finanziaria al netto dei debiti, dei contratti, eccetera. Spero di essere, pur se mi scuso con gli analisti finanziari, se qualcuno ci ascolta, sono cercato di essere il più semplice possibile, è già così complesso. Quindi la prima cosa da dire era questa. Quindi è un valore altissimo, ma secondo lui, per le potenzialità della squadra e del territorio, affrontabile. Certo, poi lui deve andare dai suoi investitori e giustificare una cosa del genere. Andiamo a quello che hai detto tu, che era il concetto interessante, che lui pure introduce. Tre delle prime quattro società calcistiche al mondo, dice, in realtà sono polivalenti, polisportive, perché lui vuole costruire questo asset polivalente, polisportive. Io ho sempre detto, attenzione, noi citiamo il Real Madrid è una polisportiva, però lo so che a nessuno interessa, che ha pure il basket, però di fatto in realtà lo è. Ho detto, perché questa visione del Vomero al centro dell'universo, che ormai ha attanagliato il popolo napoletano, lo so che mi rendo antipatico, però in realtà poi vedete, quando si affronta un argomento in chiave molto più internazionale, la visione è totalmente diversa dal Vomero al centro dell'universo. E lui dice che quella per lui è la strada giusta, per quanto molto difficoltosa. Dice un altro concetto, ho detto, è vero, ci sono dei patti di riservatezza, non posso parlarli, però lo sappiamo che l'NBA ha indicato 12 priorità, e le cita, e di queste 12 priorità le due priorità italiane sono Milano e Roma. E ha detto, anche se i nostri rapporti sono ottimi, chiaramente lui ha fatto notare ai dirigenti dell'NBA che stanno investendo con tutte le difficoltà del caso, tutte le potenzialità non solo commerciali e turistiche del Napoli, ma il fatto che molte città, in particolare del Sud America, ma anche del Canada, cita Toronto, no? Se non sbaglio, Sì. hanno una comunità italiana, napoletana, e spesso quella italiana, lui dice il 90% di questa comunità, dato più, dato in meno, dice lui, spesso proviene dal sud, e la città di riferimento del sud è Napoli, non è Si Roma. identificano. Cioè dice un sacco di cose quest'uomo, pure Mamma nel mia, no, ma è stata interessantissima, proprio tutta, è un'intervista di 33 minuti. una mezz'ora, ma intensa, non c'era niente di vuoto, era tutto Veramente. importante. Sì, sì. E ho Nessun è visto, chiaro ragionamento. Non ho bisogno di correttivi, grazie comunque Guido. Pensate, ho visto dei punti di contatto però con ADL, quando parla per esempio dei milioni di napoletani nel mondo, come stavi introducendo anche tu, e quindi il potenziale anche inespresso, perché ovviamente li possiamo considerare milione più, milione meno, però li devi raggiungere, e quindi questa è poi la differenza. Anche lui vede nei napoletani che sono in San Paolo, lui dice a Napoli ci sono meno napoletani di altre città nel mondo, e fa l'esempio di San Paolo, dove ci sarebbero molti più milioni di napoletani, insomma, tra discendenti. E quindi però poi la differenza sarebbe raggiungerli, quindi con strutture, e quindi arrivare a quel potenziale. È la Quindi, difficoltà, lui dice anche, eh, che non è una strada indolore. No, no, perché se no lo fai, è chiaro, è chiaro. niente di impossibile. Cioè, tra l'altro lui dice questa espressione, io sono imprenditore e quindi sono ottimista per natura. Lo dice, non dice imprenditore, dice sono Eh. imprenditore. Però dice quello che è successo con Campobasso, dice anche che è una città piccolina, ha detto manco un quartiere di Napoli è grande come Campobasso, però dice tutte queste persone raggiungerle non è automatico, servono strutture, investimenti, serve del tempo, anche se lui per esempio ha detto che l'obiettivo sarebbe già dopo 10-15 anni vedere questa, chiamiamola polisportiva napoletana, che potrebbe ampliarsi anche a altri sport, definiamoli minori, non perché sono di minore importanza, sia chiaro, l'ho detto sempre per citare la fonte diretta, andate ad ascoltare, è molto interessante, è nelle prime 15 realtà sportive mondiali, perché lui dice le potenzialità ci sono, però questo è un passaggio molto interessante che lui dice ci sono queste persone da raggiungere, perché ovviamente vivendo all'estero, avendo un'impronta dichiaratamente internazionale, ma che conosce l'importanza del valore, lui lo dice, il calcio è un'emozione che si trasmette generazione per generazione, cita 3 volte i passaggi se non sbaglio, quindi sa l'importanza della legacy emotiva e non quella finanziaria che uno vuole lasciare. E nulla è indolore, però perché infatti dice
le potenzialità di un club si arricchiscono, e questo invece è il punto dolente, con la community, con i miei colleghi, con gli investimenti. Perché qui tocchiamo il nervo scoperto del Napoli, no? Di non ciarcire nessuno, i conti a posto, sì, i conti a posto, ma anche una crescita molto lenta, ferma ormai. Perché una cosa sono i Dice, conti a posto, una dice cosa... proprio quello che ci siamo detti Eh, in questi anni, nel senso che per poi competere ad alti livelli con quelle squadre di cui parliamo sempre, devi aumentare il fatturato strutturale e si fa solamente, come puoi farlo, solamente con gli investimenti, non puoi essere sempre legato al quarto posto anno per anno. Sì, sì. E detto, queste sono scelte filosofiche, io le ho definite così per nobilitarti, no? Nobilitarle in realtà possiamo definire scelte semplicemente di strategia aziendale, del tutto legittime perché uno non può entrare nel merito, se uno ha una scelta di come portare avanti un'attività economica finanziaria non puoi dirgli nulla, anche se fosse sbagliata, perché per come ti permetti. Perché è la sua la scelta, è chiaro. Sì, tra l'altro nel caso della società sportiva Calcio Napoli gestita da De Laurentiis non è nemmeno sbagliata perché comunque si mantiene perfettamente in linea con i suoi obiettivi, semmai diciamo è inferiore a quello che potrebbero essere le sue potenzialità. Questa è Questa è la sicuramente chiave. eh, E questa è la chiave, perché poi ci siamo anche tolti delle soddisfazioni vincendo, e non è poco, proprio per la natura del business calcio. Tu puoi fare tantissime cose, quindi lavori noiosi che ti portano un sacco di soldi. Investi, cresce il valore e poi rivendi. Cosa che lui ha fatto, proprio Rizzetta ha fatto con la sua prima azienda. Il calcio invece si porta dietro tutta una serie di discorsi dove tu puoi investire anche bene, ma poi ci sono gli avversari e quindi i tifosi poi non hanno un ritorno emotivo rispetto agli investimenti che sono stati fatti. Guido, anche un'altra parola che ritorna in questa intervista, che è una parola che ho sempre legato a De Laurentiis, è proprio il concetto di legacy di cui parlavamo. Perché lui dice: io ho parlato con De Laurentiis, e De Laurentiis dice: io ho una responsabilità, cosa che De Laurentiis ha ripetuto nelle recenti interviste, nelle recenti conferenze. Ho una responsabilità nei confronti di 100 milioni di tifosi, e quindi io non posso lasciare al primo che capita, che magari vuole fare solamente il discorso dei 5 anni e poi rivendere quando ha raddoppiato per esempio l'investimento. Secondo te sembrano quasi equiparabili sotto questo punto di vista? Ma De Laurentiis credi che lui l'abbia fatta la sua legacy e può poi passare, o vuole continuare, magari passare ai figli? Perché non ci siamo chiesti se i figli la vogliono poi. io ho trovato molto bello quel passaggio, molto, per una volta farmelo usare questa espressione che io detesto ormai, non perché non sia bella, ma perché spesso è citata da persone che non lo sono. L'ho trovata molto onesta intellettualmente. Lui insiste molto, si è detto veramente molto rispettoso, ha detto che più volte hanno parlato, e questa è la premura principale di Aurelio De Laurentiis. Nessuno può mettere la mano sul fuoco, ma mi propendo che sia realmente questa, a prescindere che comunque lui non solo non ci ha rimesso, ma ha vissuto bene in questi anni con il Napoli Calcio, tra l'altro in maniera del tutto onesta e legittima, cioè sia chiaro. Però li farebbe molto onore, cioè, si può discutere se si potrà fare meglio, qualcosa, quello è un altro discorso, però io credo che sia stato negli anni una delle sue preoccupazioni principali, perché ha visto anche le alternative nelle altre realtà in casa nostra, in Italia. Nel frattempo, possiamo dire, ha dato il tempo ai figli non solo di crescere, di capire cosa fare nella vita. Le cose non stanno andando bene, andando malissimo. Lo so che alla community non interessa, ma l'esperienza a Bari ci insegna molte cose, ci insegna soprattutto l'aspetto storico. Cioè, De Laurentiis ha preso il Napoli, questo è sempre stato un mio pallino, nel momento giusto paradossalmente, perché nel momento storico dove il calcio italiano aveva tutte le big e anche le squadre di seconda fascia tremendamente in difficoltà, che hanno cambiato 3, 4, addirittura alcune 5 volte proprietà. Quindi si è inserito in un momento storico di estrema facilità e fragilità, dove ha portato in breve tempo, tranne i tuoi 2 anni in C, il Napoli in una zona alta, e questo gli ha permesso di entrare in un circuito in volano. Vedi la presenza costante in Europa, tranne poche stagioni il Napoli è stato sempre, almeno nelle prime 5,
Sì, lo so, siamo stati un anno ottavo, con me con i numeri, eccetera. Però questo non ti ha mai fatto uscire da un certo giro. Col Bari, già acquistato in un altro momento storico, questa salita è molto più lenta. Sono 8 anni che lui è proprietario del Bari e è ancora in Serie C, quest'anno è retrocesso. Se tu non stai in quel giro, e già il nostro è un giro meno grosso perché non abbiamo fatto sempre la Champions, non abbiamo fatto il mondiale per club, beh, poi tutto intorno è più difficile per i diritti televisivi, per sponsor che piano piano crescono, perché noi abbiamo visto, e Valerio è sempre stato intuitivo in questo, come siamo passati a sponsor sempre più grossi, alla fine abbiamo avuto collaborazioni, mi sto vedendo ogni tanto lento, con Amazon, con Coca-Cola, sono marchi mondiali, no? Ma sono marchi mondiali che investono in realtà importanti e non medie, o comunque investono determinate somme più importanti in marchi più... Certo. cioè, e questo è un primo passaggio, nel senso che io credo che lui abbia questa enorme premura, io credo che lui abbia e stia dando tempo ai figli per capire se lo vogliono fare, se sono in grado di farlo, nessuno di noi può rispondere, solo loro, la famiglia, quelli che anche dicono no ma io ci ho parlato, non ci credo, solo loro. L'esperienza del Bari è molto negativa perché sta bruciando Luigi vive sotto scorta, è un ragazzo di estrema educazione, io vorrei anzi spezzare 3 lance in suo favore, non è giusto quello che sta subendo, anche perché sì, si può sbagliare da un punto di vista sportivo ma rimanere nei limiti della civiltà. Si trova in una sorta di cul-de-sac dove sicuramente vorrebbe far di più, ma il padre diventa un po' il tappo della situazione e questo è deleterio perché penso che lui sia stanco del mondo del calcio, Cioè, non vede l'ora di uscire e quindi già per esempio noi potremmo dire ci siamo bruciati tra virgolette la uno possibilità dei di figli. lui, uno dei figli. Edo e Valentina, il passaggio in dolore, c'è una lotta intestina, trono di spade, non lo sappiamo. Però sappiamo che anche questo potenziale acquirente ha ribadito questo concetto che è molto importante. È un concetto che tra l'altro poi smentisce tutte quelle persone che vedono il potenziale sceicco, lì non è manco una questione di soldi, è una questione di, non solo di legacy, di capire l'importanza di avere responsabilità sulle spalle, non una squadra, non una città, ma una community mondiale che De Laurentiis non è riuscito a intercettare. Questo io continuerò a dire. Cioè lui ha la percezione e a questo punto anche la premura del buon padre di famiglia, io lo voglio riconoscere, ma potenzialmente non è riuscito a intercettare economicamente, questo poi vedremo perché, però che lui sente sua e non può essere il fondo X per quanto ricchissimo che vede solo giustamente determinati parametri economici finanziari non gli si interessa, quindi se per De Laurentiis l'aspetto non solo umano del significato che ha la società sportiva Calcio Napoli nel panorama mondiale perché è legato a un'emotività e non solo, vedete oggi sono buono e questo riduce molto perché tu devi avere non solo le spalle coperte da un punto di vista economico-finanziario, ma anche la percezione di quello che vuoi fare e come lo vorrei fare la gestione della società sportiva Calcio Napoli. Lo scopriremo solo vivendo. Io poi non mi mischio con determinati personaggi, non li citiamo, ma tu sei giornalista. No, io rompo i cacchi. Allora, ti faccio la domanda su Allegri. Chiudo semplicemente con un'osservazione per i tifosi che in questo momento sono preoccupati. Ovviamente stiamo parlando di niente di tangibile, di concreto, non avviene domani se questa cosa deve avvenire. Però alcuni tifosi dicono i fondi sono la rovina del calcio, guarda il Milan, eccetera, eccetera. Ma l'esempio secondo me Napoli e Bari è un esempio importante, cioè lo stesso proprietario, quindi con la stessa, anzi con più expertise, perché lui prende il Bari dopo aver fatto l'esperienza con Napoli. Napoli molto bene, oggettivamente, e Bari no. Quindi diamo valore a quello che è il brand Napoli, oltre la città Napoli, quello che il Napoli e Napoli rappresenta come possibilità di successo, a prescindere da chi possa essere tra 100 anni il gestore, il proprietario del Napoli. Quindi per quelli che magari sono preoccupati di fare una brutta fine se dovesse avvenire questo passaggio di consegne. E il passaggio di consegne, qualcuno sta dicendo che la scelta di Allegri è anche funzionale a questo passaggio naturale che può avvenire nel giro di un anno o poco più. Credi che questa scelta di Allegri alla fine
abbia questo sullo sfondo. Io credo, intanto non è ufficiale, quindi rischiamo totalmente di fare, potrebbe succedere di tutto e di tutto. Due cose da dire. La prima ti rispondo seccamente. Io credo, proprio per una volta sono bravo, che sia una scelta conservativa. Giocare in sicurezza, come succede a volte al biliardo, no? Diciamo, celebre scena dello spaccone. Perché che ne dicano determinati personaggi e colleghi, De Laurentiis ha 77 anni e per quanto tu puoi essere geniale, attivo, non voglio entrare nelle polemiche, visionario, con l'età si diventa più conservatore, non ci sta niente, per quanto tu possa essere ribelle, eccetera, tendi io, e quindi l'ho vista come una scelta prima di andare nel campo, calcio, anticalcio, gioca male, mi lego a calcio volturno, questo è un modo. Cioè, questo podcast mi ha ricreato col calcio, ti ringrazio, perché ho visto un ottimo livello. Questo livello così basso di analisi del calcio, io invece l'ho trovato una scelta aziendale di giocare in sicurezza. Cioè, io comunque devo mettere in sicurezza, chiamiamo, non il mio investimento, perché ormai è bello che è ripagato l'investimento di De Laurentiis, la mia creatura, come lui l'aveva chiamata riferendosi a Conte, Sì. comunque è una persona, anche qui che ne dicono, Allegri ha fatto un miracolo nei 3 anni della Juve, mi spiace, e non perché come dici, io sei juventino, perché è crollato tutto il mondo Juve, forse non avete percepito, poi è stata salvata in un certo modo, ma la seconda, chiamiamola di Calciopoli, è stato un disastro molto più grave, è andata nel penale, poi hanno patteggiato e lui ha tenuto in piedi tutto da solo, senza nessuno, perché gli ha zerato Elkan tutto il consiglio di amministrazione, è riuscito ad andare 3 anni su 3 in Europa, poi uno c'era la penalizzazione, in realtà lì non è vero, cioè non ha vinto niente, ma lì doveva crollare il mondo e si è visto cosa è successo nel Milan quest'anno. Poi non sapremo fino in fondo questa lotta intestina, se sono vere le telefonate di Ibrahimovic, qui andiamo nei rumors, io non mi voglio mai mischiare in questi livelli così bassi, cioè, e detto lì uno potrebbe dire non è stato altrettanto bravo a non far crollare tutto, perché poi la squadra è crollata, e questa è la domanda di Valerio, ovvero vedete quanto è delicato e importante mantenere un equilibrio aziendale all'interno di un equilibrio sportivo, e questi due equilibri non devono andare in conflitto, e se vanno in conflitto poi la prima che va giù è la squadra, l'aspetto perché appena tu senti che c'è qualcosa che non va, i ragazzi sono ragazzi e nel Milan sono crollati malamente negli ultimi giornali, nella Juve non riusciva, quindi credo che De Laurentiis abbia fatto una scelta, se quella sarà, innanzitutto una scelta di sicurezza, più di sicurezza aziendale che sportiva, anche se le due cose sono legate, perché se io comunque do una certa certezza economico aziendale sportiva, do un segnale e forse al di sotto del terzo, quarto, quinto posto non vado. Questa può essere una chiave, in questa non è Guido, i numeri sono quelli, può essere una chiave interpretativa. Io l'ho vista così, se così sarà. E leggiamola anche più nel profondo, nel senso che il Milan in questo momento rappresenta il caos come Sì, società. e l'hai visto? E l'abbiamo visto proprio tangibilmente, cosa che invece se guardiamo il Napoli no, perché c'è una linea un pochino più logica e più tranquilla, visto anche la famosa società più snella, e quindi si va più lisci. Quindi in teoria, volendo trovare delle cose positive, perché sono molto preoccupato, Allegri entra in una situazione societaria un po' più serena rispetto a quello che ha trovato a Milano. E posso dirti una cosa aggiuntiva, poi saremo lunghi, povero te che dovrai tagliarmi il mondo. Sono tutti concetti che abbiamo introdotto che con questa chiacchierata trovano finalmente una luce internazionale. Partiamo dalla prima cosa. Io ho sempre insistito su questa differenza. Quando io dico una cosa non è il mio gusto personale. Se dovessi raccontarmi il mio gusto personale tornerei alle magliette senza marchio, eccetera eccetera. Non è quello. Detto, il calcio in questo momento storico in Europa e in particolare in Italia non si capisce che cos'è, perché vuole tendere a un NBA ma non ha nulla dell'NBA, non ha il concetto di franchigia, non ha quel concetto economico, non ha nulla, è inutile fare tutto l'elenco, anche se spesso colleghi la citano così malamente, e non ha più un legame viscerale, a parte qualche figlio, nipote, eccetera, con il passato. Quindi non ha né un'impronta effettivamente estremamente professionale, aziendale, di spettacolo, eccetera, e nemmeno
è riuscita a tutelare il patrimonio storico e culturale. Vedi la lotta a perdere che ha fatto con tutti gli stipendi milionari dell'Arabia, eccetera. Tu dovevi tutelare un patrimonio che gli altri non hanno, che è quello storico-culturale. Cioè c'è tutta una leggenda dietro una maglietta, un inno, una cosa, un episodio, un nome di un calciatore, e lo stiamo perdendo. Ma quello, nella chiacchierata, il nostro protagonista dice che quello non ha valore. Non ha valore nel senso che non vale niente, che non ha prezzo, non lo riesce a quantificare, e l'ho capito uno che vive e lavora in America, e ho trovato un passaggio e ho detto, ah, finalmente uno che viene a me. Ho detto, però in realtà ha un valore enorme. Lui dice, ho detto solo che io non so quantificarlo. Ecco, noi in questo momento storico siamo in un calcio che non è nessuna delle due cose, un po' ovunque. Poi c'è un calcio che funziona un po' meglio, decisamente meglio, come in Inghilterra. E qui andiamo nell'altro aspetto, che io ho detto, attenzione, che è un calcio che diventerà sempre più per ricchi, per persone che possono spendere. Allora, fammi dire un altro concetto, oggi mi rendo antipatico. Il calcio è cambiato in tutto, anche la tifoseria. Le tifoserie di adesso, scusate, oggi mi rendo proprio antipatico, non sono tifoserie, non è manco i clienti, come dice De Laurentiis, sono, ed è anche questione di youtuber, sono persone che spesso non vivono emotivamente la partita. Io non ricordo una sola partita vista al San Paolo, in un altro stadio, seduto, ma non solo perché si alzano le persone, ma per la tensione emotiva che tu vivevi, quasi che sei tu in campo, in maniera partecipativa. Quella cosa non c'è più, perché non solo ci si possa sedere gli steward, perché adesso ci sono tutta una serie di servizi di altissimo livello, lo sappiamo, di ristorazione. È cambiata la percezione emotiva di guardare la partita. Detto, dove sta andando il calcio? Sono tutti i concetti che lui, non in questa maniera diretta come sto dicendo lui, ha messo, ha detto perché è prioritario lo stadio, ha detto sapeva tutto, lo stadio è stato costruito alla fine degli anni 50, ha detto è uno stadio che comunque non ha subito quell'upgrade di servizi, ha detto quindi è centrale, lo dicevo, però è centrale, dicevo no, dobbiamo ricostruirlo lì perché dobbiamo mantenere la memoria di Maradona. Quindi già ti ha fatto capire una cosa che De Laurentiis lì, concesso, ha detto no, va rifatto nuovo, ma rifatto lì. E detto, va rifatto con standard nuovi, ma mantenendo la legacy. E allora questo, ho introdotto forse troppi concetti che approfondiremo dopo. E chiudo sul fatto di Allegri. Allegri si sposa perfettamente a questa idea, non solo come dicono quelli giochisti e non giochisti. Attenzione, che adesso nessuna società ha effettivamente il coraggio, e noi l'abbiamo visto, la ragione per cui è caduta la nazionale così in basso, di compiere delle scelte non radicali, delle scelte che hanno una progettualità di medio periodo, neanche di lungo periodo, perché basta uno spot sbagliato e Juan Jesus non è buono manco per la terza categoria, ha fatto 15 anni di Serie A, vabbè, perché siamo arrivati a questo livello sclerotico. Detto, quindi Allegri, a prescindere che le squadre giocano bene o giocano male, comunque si è fatto sempre tutti gli anni di Serie A, il guido, ma tu sei un Allegri, non interessa il mio gusto personale, interessa inquadrarlo in un concetto che in questo momento il calcio italiano, che è molto arretrato rispetto agli altri calci, non ha capito che cosa vuole fare da grande, e non lo sta capendo, e più non lo sta capendo più perde terreno, pesantemente perde terreno da tutti i punti di vista. E chiudo, perché una cosa che lui non ha detto, ed è un aspetto invece su cui dovremmo tornare. Negli ultimi 35 campionati della NFL hanno vinto il titolo del Super Bowl 17 squadre. Negli ultimi 35 campionati dell'NBA hanno vinto il titolo 14, ormai posso dire 15 perché lo vincerà New York. Negli ultimi 37 campionati della Bundesliga hanno vinto il titolo 7 squadre. In League One 10, negli ultimi 25 solo, quante, fammi vedere, 8. Non vi dico, la Liga Spagnola 4 squadre negli ultimi 26 anni e semplicemente 5 negli ultimi 37, e nella Serie A non andiamo peggio perché ha vinto il titolo 4 squadre negli ultimi 26 anni, solo il Napoli ha spezzato già. È evidente che il calcio è stato gestito ed è gestito in maniera molto diversa, e il primo punto è questo che dovremo affrontare. Che cosa dobbiamo farne di questo sport? Perché non può essere un caso, io vi cito sempre due leghe che sono la punta di diamante del professionismo sportivo, anzi, permettimi, l'esasperazione del professionismo sportivo, l'NFL. Non parlo di leghe minori, di
poveracci, e si investe in un settore non solo credibile, che potenzialmente permette a tutti quantomeno di competere. Noi abbiamo a fine anno, che cosa è successo? Vero che gli ultimi 3 hanno fatto meno punti delle 3 dell'anno scorso, cioè 18, 18, 21, l'anno scorso era 28, la penultima classifica. Concetti che ho detto, ne sto introducendo tanti, però questo è importante perché queste persone investono perché hanno una visione, e hanno una visione internazionale. Questa è la chiusura. Non hanno più la visione che abbiamo noi, che non è né più quella di difendere un patrimonio storico, culturale ed emotivo che ha reso bello questo sport in Italia, e ci tengo a dirlo, purtroppo lo stiamo disperdendo, ma non ha neanche una visione effettivamente economica, aziendale e sportiva illuminata come migliorabile. Tutto è migliorabile, anche l'NBA è migliorabile, sia chiaro, però non lo è, e questo è un punto cruciale su cui dovremo tornarci a ragionare. E ti voglio regalare una chicca, se vorrai, la potrai mettere in un altro video che ti voglio mandare in diretta. Tu non sapevi niente, perché sappi che non esiste la Marotta League. Questa è una chicca, ho detto. Io, sai, cerco di segnarmi tutto, Valerio. E ovviamente prendendo a prestito quella meravigliosa intervista di Julio Velasco, che per me rimane un riferimento umano e culturale imprescindibile per come io vedo lo sport, e lo sport è anche fallimento e la sconfitta. Allora, devi sapere che ci sono tutta una serie di meccanismi per il calendario Serie A, così siamo in cronaca, te la faccio breve. Ovviamente se tu l'anno prima hai giocato in casa, l'anno dopo giochi fuori casa, tranne un'eccezione se hai chiesto di giocare fuori casa perché stai facendo lavori degli stadi. Sono 20 stagioni da quando il Napoli è tornato in Serie A con la Juve, quindi 20 stagioni. È facile sapere che l'Inter ha giocato 10-10, no, 11-9, la Juve 10-10, cioè tutte le grandi squadre hanno 10-10, 10-10, 10-10, tranne Inter e il Napoli ha giocato, lo puoi vedere, 4 volte in casa e 16 fuori casa in questi 20 anni. Non lo so perché, qualcuno mi potrebbe rispondere, però è un caso non te le mando tutte le 7 sorelle per brevità del video. È una curiosità che ti volevo regalare. Ma d'altronde te l'avrei pure detto, io a volte lo devo chiedere io perché devo rizollare, perché fanno i concerti. Sì. Però poi ti varrebbe che tu hai giocato fuori casa. Questo è un fatto statistico, qua non è un'opinione personale. L'Atalanta 9-10 perché un anno era in Serie B. Non vi potete andare a divertire e vederle tutte, eccetera. Ovviamente se l'Inter è 11-9, il Milan è... No, però c'è un certo equilibrio. 4-16, insomma, è come le famose 0 volte che giochiamo prima della Juve all'epoca del maestro Sarri. Ho detto 0-9, ho detto qualcosa significa, ma non esiste la Marotta lì. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido, grazie infinite. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.